Arriva un segnale chiaro di vicinanza e condivisione della loro speranzosa ma anche difficile attesa alla famiglia di Alberto Trentini e da una voce più che mai forte e autorevole, ma anche mite e di pace, come quella del patriarca di Venezia. Anche Monsignor Francesco Moraglia digiunerà infatti per chiedere la liberazione del cooperante 45enne italiano originario del Lido di Venezia che si trova arrestato in Venezuela dal 15 novembre, dove era al lavoro con una organizzazione non governativa per dare il suo aiuto ai disabili. Così il patriarca Francesco ai nostri microfoni. Ci uniamo volentieri a questa maratona di digiuno, ha un senso eloquente, è un segno antropologico che dice il valore della vita che va al di là e oltre il nutrimento. Per il cristiano poi nel giorno dell'inizio del cammino quaresimale assume un significato importante. Gesù che digiuna nel deserto, Gesù che dona la sua vita per gli altri. Alberto, speriamo di vederti presto e di poterti abbracciare insieme ai tuoi familiari. Il digiuno a staffetta partirà proprio dal mercoledì delle Ceneri, giornata importante per la Chiesa e i cristiani di tutto il mondo. Un digiuno a staffetta di 24 ore in cui ciascuno potrà aderire secondo le proprie disponibilità per una giornata che proseguirà fino a quando Alberto non sarà tornato a casa sano e salvo al Lido di Venezia. Le adesioni del gruppo di amici, colleghi, uomini e donne delle istituzioni sono già più di 320 per questa maratona di solidarietà. Già il parroco di Sant'Antonio, Don Renato Mazzuia, aveva confermato come anche la comunità cristiana di Città Giardino al Lido di Venezia ne fosse attiva promotrice. Alla presentazione della relazione 2024 dell'Intelligence, l'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Italiana Alfredo Mantovano ha dichiarato: siamo oggi impegnati a restituire ai suoi familiari Alberto Trentini, dal novembre scorso detenuto per ragioni non chiare in Venezuela. È una situazione complessa e di difficile soluzione, ha ribadito Mantovano. Abbiamo attivato però tutti i canali e confermato ai genitori che stiamo investendo ogni nostro sforzo per rendere possibile il rientro.